Per il reddito di cittadinanza, siamo io e la mia compagna, Sì. abitiamo assieme, tutti e due al momento figuriamo disoccupati. In questo caso è meglio non sposarsi e avere due residenze diverse in modo tale da poter percepire l'uno e l'altro. Uno dei due bisogna farsi una residenza in un'altra casa. Quindi in questa maniera riusciremo a fare due richieste. Due richieste. Ok, ci sono controlli in caso in cui continuassimo a vivere assieme? Ma controllo di che cosa che per noi controllare? Siamo compagni, lei è il mio compagno, sono venuto a casa, che tutto pomeriggio. E per la macchina invece? Se la macchina è stata acquistata meno di 6 mesi fa, una cilindrata più di 1600, Ecco. quello escluderebbe il diritto. No? Ma nel caso uno come dovrebbe fare? A contestare a qualcun altro. Se io e lei lavoriamo in nero, possiamo continuare a svolgere l'attività in qualche modo? Sì. Certo. Fino a quando non vi daranno un lavoro e voi rifiutate. Cioè. Lupi, lei è un po' super partes. Che sensazione ha dopo un po' di mesi? Allora, probabilmente non va ancora a regime perché parecchi devono capire come funziona, devono capire le cose che stava dicendo l'impiegato del CAF di prima del servizio. Ma se quello faceva l'impiegato del CAF, gli ha detto come funzionava il meccanismo del reddito di cittadinanza, che è dato senza una considerazione personalizzata, cioè il figlio di un benestante che si prende residenza, da un amico che ha già avuto l'accortezza di prendere la residenza da un amico, ma il padre lo sovvenziona largamente, prende anche il reddito di cittadinanza, cioè il vero motore della condizione economica delle persone, cioè le condizioni della famiglia, e le condizioni della famiglia nel meccanismo del reddito di cittadinanza sono interrotte. C'è un taglio, tu puoi essere, qualcuno sui giornali diceva che se il figlio di Berlusconi faceva domanda del reddito di cittadinanza e non aveva una macchina intestata, forse lo prendeva, capito? Perché nei requisiti, nella checklist, se i soldi ce l'ha tuo padre e non ce li hai tu il reddito di cittadinanza lo pigli. Se i soldi ce l'ha tuo padre e non ce li hai tu il reddito di cittadinanza lo pigli. Se i soldi ce l'ha tuo padre e non ce li hai tu il reddito di cittadinanza lo pigli.